Allarme smog, la regione bacchetta i sindaci ribelli che dal 1° di ottobre non vogliono attuare le previste misure del piano regionale. Sgominata dai carabinieri di Pordenone, la banda di pugliesi dedita rapine in uffici postali e banche del nord-est. I malviventi hanno colpito anche Treviso, Pordenone, Venezia e Trieste. È di un artigiano di Chiarano il corpo ritrovato in mezzo ad un boschetto nell'area commerciale di Fontana Fredda, ucciso con un colpo alla testa, indagano i carabinieri. Aggredita sbattuta contro il muro per portarle via 10 euro, la vittima una studentessa di 18 anni, il grave fatto avvenuto a Marghera, indaga la polizia. Risolto in poche ore il giallo che ha tenuto con il fiato sospeso l'Alta Padovana, è morta in seguito ad un tragico incidente domestico Donatella Campagnaro, la bidella di Campo d'Arsego. La brutale rapina di Lanciano ai danni di un chirurgo e della moglie, è partito da Padova per raggiungere l'Abruzzo uno dei 3 romeni arrestato ieri. Clinica universitaria, un titolo che da oggi in poi potrà fregiarsi il reparto di nefrologia e dialisi e trapianto dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Buonasera, ben ritrovati a questa prima edizione dei nostri telegiornali. Lo avete dunque sentito dai titoli, si parla in apertura di allarme smog, la regione bacchetta i sindaci ribelli che non vogliono attuare le misure previste dal piano regionale, ma a Venezia abbiamo per noi Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno da Venezia, Daniela, e da qui da Palazzo Serafini, dove si è appena concluso l'incontro con l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, che appunto ha bacchettato, hai detto bene tu, i sindaci ribelli, quelli che hanno scritto una lettera direttamente alla regione dicendo che sono stati abbandonati dalla stessa. Si tratta dei sindaci nel dettaglio dei comuni di Rovigo, Verona, Belluno e Padova, che hanno detto appunto cose non vere, così da parte dell'assessore di reparto ha definito i contenuti di questa lettera pretestosa e sterile, con questa polemica che non porta niente di buono a nessuno, soprattutto in particolar modo ai cittadini, perché la regione ha da sempre attivato le misure anti-smog, così l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacini, che ha ricordato come negli ultimi 12 anni ci sia stato un calo delle PM10 del 40% del valore medio di sforamento. Le misure attivate dalla regione sono quelle previste dall'accordo del bacino padano dello scorso anno, del 2017, dove tra l'altro, solo per citare alcuni punti, è stata approvata la rottamazione delle auto fino all'Euro 3 con anche incentivi a fondo per tutto di 3.500 euro. Si sta predisponendo, ha detto ancora l'assessore Bottacin, la rottamazione anche per i veicoli commerciali, e di questo si parlerà nei prossimi giorni proprio in regione. È stato attivato un altro bando, quello per la rottamazione delle vecchie stufe, per sostituirle con stufe classificate a basso impatto ambientale. È da dire ancora che il Veneto è stato la prima regione in Italia, a capofila in tutta Italia, ad attivare le stelle per le stufe al pari di quelle dei frigoriferi, per intenderci. Attivato anche il piano per quanto riguarda la campagna informativa per i cittadini, con la cartellonistica, con investimenti veramente da record. Si parla di oltre 300 milioni di investimenti effettuati da parte della regione Veneto negli ultimi 3 anni, e quando si sta ancora attendendo il cofinanziamento del governo è pari a 1,5 milioni, che ancora per il 2017 non è arrivato. Quindi, ha detto l'assessore Bottacin, dal 1° di ottobre comunque tutti i sindaci dovranno attenersi a queste misure antismog previste dall'accordo del bacino padano dello scorso anno. Quelli che non lo faranno si prenderanno le loro responsabilità. E per il momento da Venezia è tutto, linea allo studio, Daniela. Grazie davvero Anna Maria. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, siamo alla cronaca. La banda di pugliesi sgominata dai carabinieri di Pordenone dedita rapine in uffici postali e banche del nord-est. Sentiamo.
Aveva colpito nelle province di Treviso, Pordenone, Venezia e Trieste la banda sgominata a Brindisi in Puglia dai carabinieri del comando provinciale di Pordenone con il supporto dei colleghi del posto. Erano dediti, secondo le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP, a rapine in uffici postali e banche. La banda era composta da cittadini italiani con precedenti. In manette, in seguito al blitz partito questa mattina all'alba con l'impiego di un centinaio di militari dell'Arma, sono finite una decina di persone tra Brindisi, Fasano, Ostuni e San Vito dei Normanni. Si tratta dell'esito di un'indagine avviata nel 2016 e che ha portato a raccogliere materiale a carico del sodalizio criminale sgominato nella notte, a cui vengono contestate numerose rapine avvenute negli ultimi 2 anni in vari comuni delle province del nord-est, da Treviso a Trieste, a uffici postali e istituti di credito. Gli arrestati sono indagati anche per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, detenzioni di armi, sequestro di persone e ricettazione. Ed ora il delitto di Fontana Fredda o di un artigiano di Chiarano. Il corpo ritrovato martedì sera in un parcheggio del comune pordenonese, a freddarlo con un colpo alla testa, e tutti i particolari in questo servizio. Lo cercavano da giorni e quando hanno trovato il suo corpo nel parcheggio della zona commerciale di Fontana Fredda hanno pensato inizialmente ad un gesto estremo. Un colpo alla testa ha posto fine alla vita di Alessandro Coltro, 48 anni, di Fossalta Maggiore, frazione del comune di Chiarano. Ma il particolare della pistola scomparsa ha subito portato gli investigatori verso l'ipotesi di omicidio, sulla quale hanno iniziato subito a lavorare, raccogliendo con la scientifica ogni traccia possibile nel luogo del delitto, ma anche sulla vita della vittima. Alessandro Coltro viveva a Nave, frazione di Fontana Fredda, ma la sua azienda, la Water Service, l'aveva tenuta nel suo paese natale, in un capannone di via dell'Artigianato. Un'azienda giovane, 5 anni, che si occupa di depurazione e gassificazione dell'acqua, che aveva fondato con un socio e che continuava a portare avanti nonostante la malattia al volto che gli imponeva frequenti controlli e cure. Una vita normale di un cittadino incensurato che si era trasferito nel Pordenonese dopo la separazione, ma che non gli impediva di vivere serenamente il suo ruolo di padre. Un caso difficile dunque anche per il luogo su cui si è consumato il delitto, un boschetto a margine del parcheggio dell'area commerciale di Fontana Fredda. Coltro sarebbe arrivato lì lunedì verso le 19:30, avrebbe seguito qualcuno forse per un chiarimento, visto che l'auto è stata trovata aperta e con il telefonino sul sedile. Il resto lo ricostruiranno i carabinieri di Pordenone, che hanno ritrovato il corpo con il volto tra i rovi e un rivolo di sangue sulla testa. Rimane alto l'allarme criminalità a Padova, anche stanotte una spaccata proprio in centro. Ancora una spaccata a Padova, ancora in centro e ancora ai danni di un locale pubblico. Innotate malviventi hanno colpito il bar Sommariva in Galleria Borromeo, luogo già teatro di altri furti condotti con modalità simili. Anche il locale preso di mira era già stato visitato dai ladri poco tempo fa. In città oramai da tempo è allarme spaccate, un fenomeno talmente ampio che nonostante gli arresti delle forze dell'ordine continua ad essere in cima alle preoccupazioni dei commercianti. La situazione è sfuggita di mano ed è diventata intollerabile, ha commentato Massimiliano Pellizzari dell'Associazione Commercianti del Centro. Ogni mattina ci svegliamo chiedendoci quale collega sarà stato colpito stanotte. Le istituzioni a questo punto, ha concluso Pellizzari, devono intervenire con durezza e fermezza, avvalendosi anche della collaborazione dell'esercito. Non possiamo permettere che Padova, città universitaria di cultura, di commercio e di turismo, sia ridotta così. Violenta aggressione a Marghera, una studentessa di 18 anni è stata inseguita e rapinata, ma sentiamo tutti i particolari da Ilaria Marchiori. Buongiorno da Marghera, dove qualche giorno fa ci sono stati attimi di paura per una 18enne che, uscita da scuola a Venezia verso le 13, ha preso il bus in Piazzale Roma per rientrare nella sua casa di Marghera. Quando è scesa dall'autobus però è stata seguita, aggredita e poi rapinata. A quel punto è arrivata a casa sotto shock e quando la mamma si è resa conto di quanto fosse accaduto ha chiamato subito la polizia. Così la ragazza a quel punto ha raccontato tutto agli agenti della volante, che l'hanno raggiunta proprio nell'appartamento di Marghera ed era ancora sconvolta. Ha raccontato che a bordo c'era un passeggero che la fissava in maniera insistente, tanto quasi da infastidirla. Così si è spostata avvicinandosi all'uscita fino al momento in cui è scesa. All'improvviso però in via Scattolin è stata sorpresa alle spalle qualcuno che l'ha afferrata con violenza per i capelli,
Solo in quel momento lei è riuscita a voltarsi e a capire che in realtà si trattava proprio dello stesso uomo che a bordo dell'autobus la fissava così insistentemente. A quel punto lui l'ha spinta contro il muro e l'ha immobilizzata, voleva i suoi soldi, lei gli ha detto di non averne, di avere appunto solamente pochi spiccioli, ma lui le ha strappato la borsa e all'interno c'erano effettivamente solo 10 euro. A quel punto lei è riuscita a scappare senza neanche voltarsi. Le indagini sono in corso, così come si sta indagando su un altro episodio analogo. Si tratta di un'altra rapina, questa volta a danno di un ragazzo, avvenuta l'altro ieri intorno alle 18:15 in via Ulloa, sempre a Marghera, all'imbocco del sottopasso, quello che molti definiscono il sottopasso della paura. Lo hanno affrontato in tre, 2 giovani magrebini e una ragazza. Uno dei 2 uomini era armato di coltello e gliel'ha puntato contro. Dunque si sta indagando anche su questo caso. Da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, andiamo avanti. È stato risolto in poche ore il giallo che ha tenuto con il fiato sospeso l'Alta Padovana. È morta in seguito ad un tragico incidente domestico Donatella Campagnaro, la bidella di Campodarsego. La morte di Donatella Campagnaro, 53 anni, bidella alle scuole elementari di Fiumicello, ha lasciato per oltre 6 ore la provincia di Padova col fiato sospeso. Sulla tragica fine della donna, infatti, aleggiava il sospetto della rapina finita nel sangue, incubo in cui è sprofondata tutta l'Alta Padovana fino a sera. La morte, però, sarebbe legata ad un incidente domestico. La donna è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue. Non vedendola arrivare al lavoro, il dirigente della scuola ha dato l'allarme, prima contattando le sorelle, poi allertando i carabinieri. Gli uomini dell'Arba si sono trovati quindi davanti alla scena cruenta, non escludendo nessuna pista, compresa la morte violenta. Solo dopo i rilevamenti della scientifica e del medico legale è emerso che la donna è mancata per un malore. Secondo una prima ricostruzione, Donatella Campagnaro ha sbattuto violentemente la testa, provocandosi una grave ferita e perdendo molto sangue. Probabilmente sotto shock e non capendo la gravità della lesione, ha subito provato a pulire il pavimento dal sangue, svenendo però poco dopo. Chi la conosceva la descriveva come una persona buona. Ho fatto tutta la scuola elementare là. Il permesso di loro ho conosciuto, era una donna bravissima, ora non scrivete niente altro sino che era brava. Mi dispiace tantissimo, proprio tanto. La brutale rapina di Lanciano ai danni di un chirurgo e della moglie è partito da Padova per raggiungere l'Abruzzo, uno dei 3 romeni arrestati ieri. Era partito dalla città del Santo per raggiungere il comando di connazionali in Abruzzo. C'è anche un romeno residente a Padova. Tra i 3 stranieri arrestati in un'operazione congiunta di polizia e carabinieri hanno rischiato il linciaggio della folla i 3, accusati di aver messo a segno domenica la brutale rapina ai danni di Carlo Martelli, chirurgo in pensione, e di Niva Bazzan. Picchiati e malmenati alla donna, i malviventi hanno anche tagliato un orecchio. Seguendo le tracce di prelievi bancomat, gli inquirenti hanno rintracciato il covo dei rapinatori. Qui hanno individuato i 3, avevano 3.400 euro in contanti e gli stessi giubbini di quella notte ed erano pronti alla fuga. Ma la caccia è ancora aperta. I 3 potrebbero avere avuto altri 2 complici. Indagini che legano a doppio filo l'Abruzzo e Padova, dove si passa al setaccio la vita del romeno. Piccole e medie imprese della marca trevigiana sempre più sul piede di guerra contro il decreto dignità e la manovra economica del governo, l'attacco dei vertici. Dovesse dare un voto a questo decreto dignità? A 0 assolutamente, perché oltre ad essere complicato e dannoso ha dietro una filosofia di una ideologia che pensavamo fosse caduta col muro di Berlino. Perché demonizzare l'impresa credo sia una delle peggiori cose che possono essere fatte, perché il lavoro non si fa per decreto, il lavoro sono le imprese che lo fanno e i lavoratori, e noi invece questa filosofia incentiva il reddito di cittadinanza, che vuol dire che tu puoi far meno di lavorare e stare a casa. Se qualcuno pensava che le posizioni di apertura di Confindustria Veneto di questi giorni nei confronti del governo fossero tali anche per le piccole e medie imprese della marca, si sbagliava di grosso.
Il voto zero di Confartigianato è per un decreto dignità che ha gli stessi effetti della benzina sul fuoco. 2 sere fa i vertici della categoria hanno incontrato gli associati in una riunione per spiegare punto per punto ogni passaggio del decreto. È ne risultata una mezza rivolta della platea. Purtroppo questo decreto dignità sarà una complicazione, soprattutto sui picchi di lavoro, perché se io vado a irrigidire le norme, chiaramente vado contro quello che è la necessità oggi del mercato e dell'impresa. Se c'è una cosa certa di questo decreto, che aumenteranno i contenziosi tra dipendenti e imprese. Irrigidimento delle regole e giungla burocratica, lo scenario per i prossimi mesi tracciato da Confartigianato è grigio se non nero. Noi abbiamo un lavoro oggi e una necessità delle nostre imprese che hanno picchi di produzione e hanno non sicuramente una linearità come farebbe piacere anche all'imprenditore, e quindi per soddisfare questa flessibilità abbiamo bisogno anche di regole sul lavoro che lo permettano. Mai avuto pregiudizi, sottolinea Sartor, con i precedenti governi applaudimmo il Jobs Act e facemmo la guerra alla manovra fiscale. Qui si giudicano i fatti, dice, così come mentre siamo alle porte di una legge di stabilità ricca di polemiche, le piccole e medie imprese intravedono anche elementi positivi. Ed è chiaro che se ci fosse un inserimento di questa pressione fiscale minore, di una semplificazione per la microimpresa, questo sarebbe un elemento del quale daremo il nostro assenso, anzi diremo: caro governo, mi pare che stai facendo bene. Resta un decreto dignità che fa perdere il sonno a molti tra confusione e rischi di perdersi nel ginepraio di norme. Anche le norme non sono ancora chiare e speriamo che nei prossimi giorni esca questa circolare, perché ci sono delle scadenze entro il 31 di ottobre che vorremmo fossero applicate in maniera corretta. Una disperata richiesta d'aiuto è comparsa in un liceo cittadino di Bassano. L'autore ha lasciato un messaggio con una bomboletta spray. There is nowhere for me to be. Non c'è nessun posto per me. Una scritta vergata con lo spray sul muro di un istituto. Non un imbrattamento, ma una disperata richiesta d'aiuto che non è passata inosservata e che è piombata nella routine del liceo Brocchi di Bassano del Grappa. La scritta è stata fatta durante la notte, al momento l'autore non è noto e questo ha portato l'intero istituto a stringersi in un commovente abbraccio. Qualcuno ha lasciato un messaggio in un foglietto, altri addirittura una lettera. Insomma, l'obiettivo è far capire a chi ha compiuto quel disperato gesto che non è solo, che accanto a lui ci sono altre persone che non hanno alcun posto, che il senso di smarrimento provato non lo deve spaventare. Fa impressione, cioè ti sorprende, voglio dire, che una ragazza o un ragazzo, magari anche della mia età, scriva una roba del genere, fa effetto. Per fortuna c'è stato chi ha appeso dei foglietti per dare segno di conforto al ragazzo o ragazza che sia. A scuola la vicenda è finita in classe, l'autore è già stato rassicurato, contro di lui non sarà preso alcun provvedimento, la scritta non sarà cancellata e rimarrà a testimoniare quanto si possa essere fragili. Abbiamo parlato anche oggi in classe, pensiamo che comunque sia una cosa vera quello che è successo, questo ragazzo sicuramente ha bisogno di aiuto. È una tematica di cui si può parlare e spendere anche ore, perché la trovo abbastanza importante, insomma. Era una cosa che nessuno si aspettava e da una mattina all'altra arrivare a scuola a leggere una scritta così pesante non deve essere affatto semplice. Tra i tanti biglietti appesi c'è chi si limita a chiedere perché. La prima è la più essenziale delle domande che ciascuno abbia mai fatto, un perché destinato forse a rimanere senza una risposta, ma di certo destinato a generarne tante e creare un sentimento condiviso di solidarietà. Se da solo non c'è posto per te, se stiamo assieme, magari un posto riusciamo a trovarlo. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei nostri telegiornali. Continuano a far discutere le dichiarazioni del ministro Salvini di voler chiudere entro i prossimi 5 anni i campi rom presenti in Italia. Noi siamo andati a sentire che cosa ne pensano i trevigiani. Smantellare entro i prossimi 5 anni tutti i campi rom, a dirlo il ministro Salvini. Non solo, ma i vertici veneti del Carroccio spingono il piede sull'acceleratore verso la chiusura dei campi. Sulla questione abbiamo sentito i trevigiani, cittadini divisi. Che ha fatto bene. Ma dove andranno queste persone? Andranno ai loro paesi.
torneranno ai loro paesi sicuramente. Ma secondo me è giusto, anche perché visto le condizioni anche in cui vivono e tutto il resto che ne consegue, penso che sia anche giusto magari un po' alla volta o li dà una sistemazione o se no che tornino a casa propria, dove forse starebbero anche meglio secondo me. Secondo me non è corretto, o almeno bisogna destinarli in un'altra zona, dando delle case a questi rom, perché non è giusto che vadano in mezzo alla strada. Ovviamente nel caso di un'azione di questo tipo bisogna anche prevedere delle soluzioni alternative. Ma se per qualcuno è giusto chiudere i campi, altri chiedono una soluzione abitativa alternativa per i nomadi. Chiudere i campi rom non so fino a che punto possa essere, però una regolarizzazione ci vorrebbe, perché comunque non vivono in modo decente e civile sicuramente i rom. L'ideale sarebbe non tanto chiudere i campi rom quanto in realtà abilitare determinate zone alla loro abitazione fondamentalmente, così che possano integrarsi con la società, evitare di incentivare appunto la criminalità. E non sono d'accordo neanche su questo, detto così. Cioè, io sono d'accordo che sono problemi. Cioè, è stupido dire che non è un problema lo straniero, il rom, eccetera. Questo è stupido, però il modo di affrontarlo non mi pare quello migliore. Poi la chiusura bisognerebbe poi trovare una locazione dove va. Certo, chiudi, crei un altro problema. Ed ora il soccorso sul Cansiglio a Fregona di una settantenne che si era persa mentre stava andando a funghi. Si era inoltrata nel bosco in cerca di funghi, senza più riuscire a orientarsi, mentre il buio intanto calava e la temperatura scendeva. Paura ieri sera sul Pizzoc per una settantenne di Ormelle che non ha più fatto rientro. A dare l'allarme al suo 118 alle 20 il marito. La coppia era arrivata sulla strada del Taffarel, poi lei si era inoltrata nel bosco mentre il marito l'aspettava vicino alla macchina. Quando però la donna non è ritornata e al telefono cellulare non rispondeva per la totale assenza di copertura, l'uomo ha chiesto aiuto. Sul posto si sono portate le squadre del soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane e dell'Alpago, che hanno iniziato a perlustrare i sentieri finché verso le 22 la settantenne, che smarrita la direzione per tornare alla macchina aveva continuato a camminare attraversando la piana del Cansiglio, era riuscita a raggiungere località Campon e una casa abitata. Lì il proprietario ha richiamato l'attenzione di un soccorritore di passaggio e la pensionata è stata riaccompagnata dal marito. Ci spostiamo a Vicenza, all'ospedale San Bortolo, diventa universitario. Clinica universitaria, un titolo che da oggi in poi potrà fregiarsi il reparto di nefrologia, dialisi e trapianto dell'ospedale San Bortolo. Claudio Ronco diventa così professore ordinario con una chiamata per chiara fama, visti i suoi meriti scientifici nella ricerca. È un momento importante per il nostro ospedale, per la nostra città, spero per l'Università di Padova e per tutto il Veneto, e per me personalmente diventare professore ordinario nella più antica università libera del mondo significa un grande onore, un grande orgoglio e una grande responsabilità. Insomma, è un giorno straordinario, un grande balzo culturale per l'ospedale e per la città, ancora più di un traguardo, un punto di partenza. Nel reparto di nefrologia il direttore Claudio Ronco, all'assistenza ha affiancato la didattica e la ricerca, e ora l'ottenimento del titolo universitario significa allargare ancora di più la reputazione dell'ospedale vicentino a livello nazionale e internazionale. Noi pensiamo che il nostro istituto possa portare in dote all'università tanta ricerca, tanta didattica, tanta esperienza maturata negli anni che già altre università straniere hanno utilizzato come sede, tra l'altro, per la formazione dei loro medici. Oggi l'Università del Veneto, l'Università di Padova, diventa a tutti gli effetti un enorme contenitore all'interno del quale anche l'eccellenza vicentina trova la sua posizione. Ormai l'area universitaria si respira da più di qualche anno, oggi si concretizza appunto con l'avvio definitivo di tutto questo progetto. Certo è che questo conferma ancora una volta l'eccellenza della sanità veneta. Di cosa essere orgogliosi a questo punto? Beh, assolutamente sì, orgogliosi del fatto che poi si curano meglio i cittadini in Veneto, si
si vive di più. Il reparto di nefrologia è il fiore all'occhiello dell'ospedale San Bortolo. Tanti successi della ricerca con nuove speranze per i pazienti. Abbiamo ridotto i tempi di dialisi grazie ai nostri studi sulle dialisi ultrabrevi, dalle 12 ore per sessione fino a 4 e anche 3 ore per sessione, quindi cambiando la vita dei pazienti, e stiamo cercando di cambiarlo ulteriormente studiando un sistema indossabile di dialisi. Abbiamo cambiato veramente il destino dei bambini molto piccoli creando un'apparecchiatura Carpe Diem, che è un'apparecchiatura per la dialisi dei bambini neonati, i cui successi oggi sono noti in Europa, dove abbiamo ridotto di oltre 2/3 la mortalità di questi neonatini. E così il direttore dell'Istituto Internazionale di Ricerca sulle Malattie Renali, quello che da oggi è il professor Claudio Ronco, corona un sogno, chiude il cerchio di una storia iniziata tanti anni fa. Dovetti lasciare l'università tanti anni fa per motivi economici, dovevo sopravvivere, dovevo guadagnare, e oggi rientro in quella università che ho lasciato forzosamente tanti anni fa, e questo per me è un motivo di orgoglio, di onore e anche di grande soddisfazione, il coronamento di una carriera. Prima di chiudere vi ricordo fra pochi minuti, ore 13, si parlerà di pensioni. In studio Silvia Bresolina, direttore Inca Treviso, Roger De Pieri Inca Veneto e Gloria Geromel Inca di Treviso. Questa sera invece la nostra trasmissione 20:10, in studio Stefano Fracasso del PD e Riccardo Barbisan della Lega. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni e temperature in generale ripresa, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione, dunque, sarà ampiamente soleggiato, con il cielo che sarà sereno su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in aumento, con minime comprese tra 5 e 9 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 21 e 24 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque grazie alla presenza dell'alta pressione. Ampio soleggiamento dunque con cielo sereno e sgombro da nubi su tutte le province. Non sono attese piogge. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 5 e 8 gradi. Massime oscillanti invece tra 21 e 24 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime compresi invece tra 27 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.